Buon pomeriggio amici e amiche di Officina Mediterranea, benvenuti a questo nostro format che è arrivato alla puntata numero 16 Resto al Sud e come vedete qui con me oggi abbiamo un ospite che abbiamo già avuto modo di conoscere in parte durante un'altra puntata, ma che oggi è dedicata totalmente a lui, che diciamo fa davvero tantissime cose, quindi parleremo di grafica, di web designer, di chef, parleremo di cucina quindi con te e di molto molto altro. Lui è Daniele Bracuto, che saluto e ringrazio di essere qui con noi. Ciao Giovanna, ciao Donato, ciao a tutti quanti, a tutti quelli che si sono connessi adesso. Quindi, come avete potuto capire, questa sarà una puntata davvero molto interessante da non perdere. E prima di lanciare la sigla vorrei ricordare i nostri concorsi che aspettano solo la vostra partecipazione. Ne sono diversi. Non so se adesso, eccoli qui, partiamo da questo primo concorso sotto lo stesso cielo che avrà come location finale di insomma, manifestazione e premiazione Lago Pesole e Melfi. Come potete vedere le categorie col quale potete insomma cimentarvi e partecipare sono diverse, quindi abbiamo la sezione narrativa, poesie, racconti, saggi storici, fumetto e illustrazioni, pittura, fotografia, scultura, artigianato artistico e per non farci mancare nulla anche testi teatrali, monologhi e performance di gruppo per cortometraggi. Quindi se avete intenzione di partecipare a questa straordinaria manifestazione di Officina Mediterranea non fatevela scappare, ma c'è anche quest'altro festival che è molto interessante, che si basa più che altro sulla scienza, fantascienza e fantasy. Quindi per gli amanti del genere Officina Mediterranea propone quest'altro concorso a livello scientifico. Le sezioni sono vaste anche in questo caso, quindi abbiamo la sezione letteraria, artistica e arti visive. Qui saremo a Foggia. Detto questo, e adesso lancio la nostra sigla, e così da entrare subito nel vivo di questa entusiasmante puntata. A tra poco. Allora, rieccoci qui dopo la nostra sigla. Resto al Sud è questo format dedicato a tutti coloro che insomma credono nella propria terra, nelle proprie radici e quindi fanno di tutto per valorizzarla e dare un proprio contributo e dimostrare che quindi si può restare in questo caso al Sud, a Barile nello specifico, perché oggi abbiamo qui con noi, come vi ho anticipato nell'anteprima, Daniele Bracuto. Daniele in realtà è un mondo che ha diverse sfaccettature perché si diletta davvero in tanti ambiti e quindi amici oggi sono felice di poter condurre questa intervista e potervi mostrare il suo meraviglioso mondo. Io ringrazio tutti coloro che si sono appena collegati, chi lo farà durante il corso della puntata, chi la guarderà in differita e come sempre vi ricordo che al termine della puntata ci ritaglieremo uno spazio per poter leggere tutte le vostre domande e quindi dare risposta alle vostre curiosità. Allora, Daniele, direi di entrare nel vivo e Eccoci. di lasciarti la parola, iniziando con una domanda, no, perché abbiamo visto già nella sigla Brucomela questo logo, Sì, che cosa rappresenta insomma, questo nome, questo logo e, sì. dici un po' com'è nato, se c'è un ricordo, un'immagine insomma che ti ha ispirato nel scegliere questa immagine. Sì, allora assolutamente io nasco come writers negli anni 90, quindi come diciamo ragazzo che andava a imbrattare i muri e in un certo senso si occupava di creare un po' di arte, di street art all'epoca, no? E quindi Certo. il mio nome in codice, la mia tag si chiamava era Bruco. Quindi nascendo da questo poi è nato il Brucomela perché studiando poi grafica a Roma
nel 98 il passaggio obbligato era quello di utilizzare Macintosh, che adesso si chiama Apple, e quindi in un certo senso utilizzare anche questo logo della Apple, che poi è rimasto uguale, e quindi stravolgerlo inserendo il bruco all'interno, insomma. Quindi questa è l'idea dalla quale è nato tutto questo logo, insomma. Bene, però diciamo che in te c'è anche una forte passione che, insegui, correggimi se sbaglio, dai 14 anni, che è quella della cucina. E Sì, infatti a tal proposito, proprio perché non ci facciamo mancare nulla, giusto, nella tua vita, passiamo da un aspetto all'altro che io capisco, perché anche io dalla contabilità passo alla scrittura e all'artigianato artistico, no, quindi infatti. voglio dire ti capisco perfettamente. Allora io direi di lanciare un video, così, Sì, facciamo capire bene di che cosa stiamo parlando. va bene. È inutile che andate. Medaglia di bronzo! Ecco, allora qua Sì, vediamo Street Food d'autore, quindi una premiazione sicuramente che ha, lasciato un segno che per te è molto certo, importante, che certo, quindi ti ha permesso comunque di far conoscere questa parte di te. Com'è nata certo. la passione della Allora, cucina in te? la passione della cucina, come dicevi tu, nasce ufficialmente a 13-14 anni, ma in realtà c'era già da prima, perché quando ero bambino ovviamente in cucina cucinava mio padre, anche se mio padre faceva l'insegnante, quindi non era uno chef. Però era una famiglia un po' particolare in cui mia madre non cucinava e cucinava mio padre, quindi io vedevo lui cimentarsi, diciamo, in tutta una serie di preparazioni tipiche, tipo tirava fuori dei piatti del dopoguerra, tutte queste cose, eccetera, eccetera. Quindi io lo vedevo e da bambini si è come una spugna, quindi si apprende tutto, insomma. Infatti devo sicuramente anche a lui l'amore per il cinema, perché amava il cinema di De Sica, i grandi classici del neorealismo, e quindi anche questo, diciamo, sottolinea l'importanza dell'educazione, nel senso che comunque quando a un bambino lo fai vivere nell'arte, nella cucina, nella cultura, comunque cresce in un certo modo. Quindi diciamo a 13-14 anni invece perché? Perché mio fratello Giovanni era lo chef di famiglia, diciamo, quindi lui aveva ovviamente anche studiava proprio per questo e iniziò a lavorare in un ristorante del mio paese, famoso in quegli anni, negli anni 90, si chiamava La Milonga, e facevano un po', diciamo, di sperimentazione, facevano piatti innovativi, anche perché lo chef patron di questo ristorante, Donato, era uno chef che aveva girato il mondo e quindi era influenzato da tutta una serie di esperienze fatte anche sulle navi da crociera, eccetera, eccetera. Quindi 13-14 anni ricevetti questa chiamata, cioè mio fratello invece di farmi perdere tempo, diciamo, le estati con gli altri miei amici, mi chiamò a lavorare nel ristorante. E quindi da lì feci proprio tutto il passaggio graduale, prima come lavapiatti, poi come diciamo facevano anche le pizze, quindi come il pizzaiolo, poi passai all'aiuto chef e quindi per 2 o 3 anni feci la famosa stagione Mh. direttamente con lui. E quindi qui nacque, diciamo, questo mio amore per la cucina. Poi che successe? Nel momento in cui dovevo scegliere la scuola superiore, praticamente io volevo fare l'alberghiero ovviamente, ma i miei non me lo permisero perché entrambi insegnanti dicevano che all'epoca non era una scuola per, diciamo, come adesso, insomma, dove andava chi non voleva studiare, eccetera, eccetera, Esatto. quindi scelsero il liceo scientifico per me. E quindi giustamente fui influenzato anche da questa cosa. Quindi poi mi feci un altro percorso di vita e di studi perché appassionato di arte studiai grafica pubblicitaria a Roma,
però c'era sempre vivo dentro di me questa passione per la cucina. E quindi poi in tarda età, diciamo nel 2014, presi il diploma di alberghiero da privatista, quindi una cosa che ho conseguito dopo tutto il mio percorso diciamo, di vita e di studi. Quindi parallelamente all'attività di grafica cresceva anche questo amore per la cucina, che poi si è consolidato con l'iscrizione alla Federazione Italiana Cuochi, con la partecipazione a questi grandi eventi. Infatti quello che abbiamo visto è stato proprio quest'anno, il 16 febbraio, ai campionati della cucina italiana di Rimini, e siamo riusciti ad ottenere il terzo posto come medaglia di bronzo per lo street food, presentando uno street food innovativo che rappresentasse la mia regione, e la Basilicata appunto. E quindi abbiamo portato quest'anno si chiama la maliziosa del Vulture, tipo prende spunto diciamo così, dal cookie snack anni 80, che era quel gelato, diciamo, avvolto tra due biscotti, Ok. la deliziosa napoletana, che è quell'altro dolce famoso della cultura napoletana, e insieme al mio maestro, chef Franco Anastasia, abbiamo presentato questa versione salata di questa deliziosa, e quindi appunto una sablé salata con all'interno funghi cardoncelli, cicoria, ricotta di capra, e invece come diciamo come pralinatura esterna abbiamo utilizzato oliva infornata di ferrandina, nocciole e grue di cacao, che sarebbe la fava di cacao, quindi tipo un sapore molto, molto intenso. E Beh, quindi devo dire, Daniele, che visto l'orario, no? Si sì, appresta la cena e quindi ci hai sì, fatto venire sicuramente l'acquolina in bocca. Io e te poi abbiamo avuto modo comunque di conoscerci dal vivo, certo, e dato che certo, noi abbiamo parlato di cucina e anche in qualche modo di legame con il territorio, io direi allora di lanciare il prossimo video dove ti vediamo partecipe di una manifestazione a cui io ho partecipato con piacere, ho avuto modo di apprezzare un piatto che non avevo assaggiato prima, molto particolare, Tumaz sì. Matuyo, correggimi se sbaglio. Brava, lo pronunci bene. Ho imparato sul campo e quindi adesso ci guardiamo questo video e poi lo commentiamo insieme. Perfetto. Benvenuti a Barile. Allora, il piatto che andremo a realizzare è il Tumaz Matuglie, tagliatelle con la mollica di pane. È un piatto di derivazione Arbresh, un piatto influenzato dalla derivazione Arbresh. Siamo a Barile, ai piedi del Monte Vulture. Ci troviamo ad un'altezza di 650 circa metri sul livello del mare, ed è un territorio vulcanico, un territorio ricco di storia e di cultura. Il piatto che andrò a realizzare, appunto, il nostro piatto tipico rivalutato dalla nostra Proloco, che diciamo da anni ha ripreso questa tradizione tipica del giorno di San Giuseppe, proprio era un piatto dei giorni di festa, proprio per celebrare questo grande evento. È un piatto molto povero, infatti quello che sarà il prodotto cardine, la mollica di pane, era l'antico formaggio, quello che si utilizzava sulla pasta. Quindi preparerò una tagliatella riccia, fatta a mano, stesa a mano, con questo strumento, diciamo molto tipico delle nostre nonne, insomma, che gli dà il classico taglio zigrinato, e procederò poi con il sugo. Questo sugo molto, molto veloce, non è un ragù, quindi è fatto con olio, aglio, si mette l'acciuga, quindi la caratteristica principale è questa acciughina sciolta nel sugo, il pomodoro che si fa andare per pochissimo tempo, 10-15 minuti al massimo, e a parte si prepara la mollica di pane che deve essere tostata. La mollica di pane viene tostata in padella con olio, aglio, prezzemolo, e io ci aggiungo personalmente un po' di alice anche per ricordare il sapore poi che ritroverete nel sugo. A parte facciamo
Facciamo seccare un po' le nostre noci, perché ci sono anche le noci nel piatto che vanno in completamento di questo piatto, e le faccio andare, di solito si farebbe in forno, ma io per velocizzare le farò in padella, le facciamo un po' seccare e andranno nella finitura del piatto. Alla fine il piatto verrà servito con questo sugo, la mollica di pane che gli dà quel crunch, quella croccantezza, e alla fine queste noci che vanno a contribuire proprio per rendere questo piatto un mix di consistenze. Quindi troverete la morbidezza della tagliatella, il liquido del sugo, il crunch delle noci e della mollica di pane. Allora, bene, come abbiamo visto, questo piatto racchiude poi in realtà delle tradizioni apparentemente diverse che poi hanno trovato un punto di unione e Sì, appunto si può deliziare durante questa sagra del Tumat Matui che cade in autunno sì. ed è appunto a Barile, il paese dove tu insomma vivi, che fa parte della Basilicata. Che cosa Sì. significa per te oggi vivere a Barile e cercare in qualche modo di portare avanti attraverso la cucina questa tradizione comunque molto forte e radicata? Ma diciamo così che io ho vissuto fuori e spesso, diciamo, per lavoro e quant'altro mi trovo fuori dalla mia regione. Però c'è stato da sempre, anche quando vivevo a Roma, un richiamo alle radici, cioè proprio io non riuscirei mai a vivere in una città come Roma e ho bisogno proprio diciamo, dei nostri territori, della nostra aria, di tutto questo. Quindi sono purtroppo un malato della mia terra e per questo decisi nel 2001 di ritornare ed investire in questo territorio, anche se non so se ho fatto bene, però in un certo senso ce lo chiediamo sempre se magari vivendo fuori sarebbe stato tutto diverso. Sicuramente tutto molto più facile. Però è una cosa, diciamo, che mi inorgoglisce molto perché in un certo senso cerchiamo di rivalutare tutte le nostre tradizioni gastronomiche, come nel caso del Tumaz Matuglia, perché era stato quasi dimenticato, diciamo, era un piatto che era passato quasi nel dimenticatoio e invece proprio da presidente pro loco che sono stato, poi e anche da chef abbiamo cercato di riprenderlo, di rivalutarlo e quindi il risultato di adesso che portiamo avanti insieme con il presidente attuale Rocco Franciose è appunto quello di diciamo di portare questo piatto oltre i confini regionali e sta avendo sicuramente un grandissimo successo perché da un punto di vista proprio gastronomico è un piatto che ha tutto, cioè ha la croccantezza con la mollica diciamo con la mollica fritta e le noci, ha una complessità diciamo di salinità in bocca dato il sugo fatto con le alici, la pasta fatta a mano, insomma c'è tutto, è un piatto che piace a tutti, ecco, quindi proprio Sì, a chi proprio infatti. non riesce Sì, a... devo dire che racchiude dei sapori davvero molto interessanti e che deliziano il palato. Ma prima guardavamo, no, la regia ha mandato in onda un video, scusa, non so Donato se lo puoi rinviare, dove c'è la vera, cioè è stata per me una vera scoperta, questo gelato salato, Sì, Basileccata mi sì, ricordo, sì, 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 che esatto. è davvero molto molto interessante e secondo me rispecchia proprio un po' la Basilicata, cioè qui troviamo davvero la Basilicata rappresentata. Adesso ecco l'anatomia di un capolavoro dantesco, sono Dantesco, d'accordo. Ce certo. ne vuoi parlare? Come no? Allora, innanzitutto, tutte queste grafiche che vedete non sono frutto della Brucomela Design, ma è la vena creativa di un nostro caro amico, Luciano Restivo, che è un dottore e che cucina con noi, quindi anche lui è un appassionato di cucina e quindi ci segue in tutto quello che noi facciamo. Quindi praticamente noi gli esponiamo le idee e lui poi ci crea questi capolavori. Quindi appunto nasce il cono Basileccata che abbiamo creato con lo chef Franco Anastasia e si tratta di un vero e proprio cono salato, un cono salato dove all'interno troviamo un po' di rucolina sotto per assorbire gli umori della ciambotta, ciambotta che è un secondo tipico della nostra Basilicata, diffusa un po' in tutto il sud Italia, però in Basilicata come tradizione contadina ci teniamo molto.
Sopra c'è una nuvola di baccalà mantecato in purezza, quindi solo baccalà e olio extravergine di oliva, e sopra, diciamo, per concludere, abbiamo il peperone crusco, che secondo noi è proprio l'apoteosi di sapori tra baccalà e peperone crusco, e quindi rappresenta molto sia la tua zona, quella di Avigliano Sì. Potenza, e sia un po' tutta la Basilicata. Ecco, quindi questa è stata l'idea che abbiamo portato ai campionati della cucina italiana nel 2024, sempre guadagnando la terza posizione. Siamo un po' come, diciamo, siamo affezionati a questa posizione e cercheremo in futuro di arrivare a loro, sicuramente. Però diciamo che comunque è una grande soddisfazione in qualche modo già Certo, arrivare al podio. Poi è come sempre no. bello, certo, puntare sempre più in alto, però già quello è una grande vittoria. E Assolutamente, poi il confronto con altri colleghi, con altre regioni, è proprio da lì che nasce tutto, insomma, secondo me è fondamentale lo scambio di opinioni, di idee, di visioni, di mettersi in gioco, di partecipare a queste cose. Quindi anche i vostri concorsi sono qualcosa di fantastico, dove veramente grazie. va dato atto dell'impegno e di tutto quello che c'è dietro per poter poi creare appunto un qualcosa di bello, diciamo. Sì, certo, noi come Officina Mediterranea cerchiamo di fare del nostro meglio per divulgare cultura, ma non solo, anche cercare di mettere un po', cioè smuovere forse un po' gli animi di chi alle volte resta chiuso, ma attraverso i concorsi può trovare la strada per emergere, come un po' è stato per voi, no? Portare la Basilicata alla scoperta e come dici, alle volte la competizione, quella sana, porta anche a un confronto. Quindi hai in qualche Certo, modo risposto anche alla mia domanda successiva, quindi se il tuo progetto era mirato ad andare fuori sede anziché restare chiusa nel territorio, perché ho capito bene che per te rappresentare la Basilicata, soprattutto attraverso il cibo, è anche un certo, modo per fare entrare nel vivo, no? Attraverso anche i sapori certo. di quella che è la nostra realtà e ti fa molto onore. Guarda, Eh, ti faccio un esempio, mi è capitato nel 2015, quindi ormai siamo anche indietro nel tempo, una delle mie prime uscite, organizzammo una cena lucana in Friuli, a Casazza della Delizia, che poi è il paese dove è nata la mamma di Pierpaolo Pasolini, quindi con l'amministrazione comunale siamo saliti e io ho presentato questa cena lucana dove abbiamo cucinato dei piatti lucani. Quando loro vedevano il peperone crusco, che non lo conoscevano, erano scettici perché pensavano fosse piccante, quindi tutti no, 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 non gradiamo. Poi quando lo assaggiavano lo mangiavano come le patatine fritte, cioè, quindi e questo è il bello, diciamo, è tutta la biodiversità che abbiamo in questa nostra nazione e sulla quale io credo moltissimo, perché ho girato anche molto tutto l'emisfero, diciamo, e quindi ogni volta che vado fuori mi resto colpito da qualche ingrediente, qualcosa, però ti assicuro, Giovanna, che nessuna nazione ha questa biodiversità e questo bagaglio culturale che abbiamo noi a livello gastronomico. Qui cambiano le ricette da paese a paese. Adesso siamo a 30 chilometri da mhm, Barili ad Avigliano e abbiamo una sì. cucina totalmente diversa, ricette totalmente diverse. Quindi immaginati se riusciamo veramente a valorizzare questa nostra peculiarità, saremmo secondo me la prima nazione al mondo da un punto di vista gastronomico. Sono d'accordo, sì, perché credo che la cucina sia davvero cioè un'arte davvero molto lodevole del territorio italiano, che alle volte sottovalutiamo, ma in realtà Certo, qui c'è la cucina buona, come dici tu, e anche molto variegata, che ci permette appunto di andare un po' oltre i nostri limiti, i nostri confini e trovare sempre qualcosa che al palato resta. Allora, certo. prima quando, un po' mi hai raccontato della tua vita, un po', delle tue passioni, diciamo che in te quindi c'è stata sicuramente una passione, che era quella insomma della cucina che non ti ha mai abbandonato, però in qualche modo, spinto forse un po' dalla famiglia, un po' da altro, ti sei dovuto comunque immettere in altro. È lì che poi è iniziato appunto, come hai raccontato, il tuo percorso come grafica, come grafico, insomma, come Certo. web designer. Allora mi chiedo, qual è stato il momento in cui hai capito che tutte queste passioni e queste realtà potessero coesistere nella tua persona senza, insomma, invadere gli spazi? Certo, no, in realtà, allora,
da sempre hanno convissuto insieme, perché in un certo senso io mi trovavo comunque ad amare la grafica, e quindi tutto quello che in un certo senso puoi imparare da qualcosa la puoi sicuramente riversare sull'altro. Per esempio, sul discorso della cucina, sull'impiattamento, sul discorso visivo, anche perché un piatto è fatto circa dal 70% da quello che tu gli sottoponi visivamente a una persona. Quindi la persona già si immagina nella sua testa quello che mangerà, e quindi farglielo vedere in un certo modo sicuramente aiuta. Anche se non ci dobbiamo mai dimenticare dei sapori autentici, perché molto spesso i ragazzi, soprattutto adesso, badano molto all'estetica e poco ai contenuti, Contenuto. quindi al sapore. Quindi deve essere un insieme di un ingranaggio che come i meccanismi di un orologio devono andare insieme, se no non funziona la cosa. E quindi diciamo che sicuramente dalla grafica io ho appreso tanto la pazienza perché devi rifare un progetto tante volte, perché devi perderci tanto tempo vicino, eccetera, eccetera. Quindi poi applicato in cucina ti viene meglio anche questo lavoro, perché purtroppo il lavoro di cucina è un lavoro di preparazione a priori, e quindi ti dedichi più facilmente a questo. Poi anche l'aspetto dei colori, quindi i colori nel cibo, saper mettere addirittura una fogliolina su un piatto ti va ad aggiustare tutto il piatto. Quindi questo secondo me è il modo in cui queste discipline così differenti si intersecano, e quindi esce fuori poi un qualcosa di bello, insomma. Bello, interessante. Quindi c'è sempre, come si dice, impara un'arte e mettila da parte perché poi in questo Sempre, sei la prova vivente, perché possono coesistere e come una può no, condizionare certo, l'altra. Allora, dalla certo. regia so che ci sono altri 2 video, trasmettiamo questo primo video così lo commentiamo e poi passiamo all'ultimo. Va bene. Super, Superman, don't you understand we love you? Super, Superman, don't you know you are my hero? Hai ideato anche tu il video? Sì, questa è l'intelligenza Molto bello. artificiale che diciamo lavora da questo punto di vista. Era più che altro per prendersi un po' in giro e quindi per pubblicizzare il prodotto, perché c'era questo evento al quale noi ci partecipiamo ogni anno, il Borgo dei Sapori a Brescia, a Ginestra, qui vicino. E quindi era la pubblicità di questo evento, insomma. Visto che è uscita fuori l'intelligenza artificiale, mi viene da Sì. farti questa domanda, no, quanto in realtà può essere un aiuto oggi, no, nello svolgere il tuo lavoro come grafico, però quanto può essere anche, insomma, un'arma a doppio taglio? Allora, hai toccato un tasto molto dolente, perché allora io ho sentito delle cose da rabbrividire, cioè veramente da gelare il sangue nelle vene, c'è addirittura di professionisti che fanno diagnosi o prescrivono farmaci in base a quello che dice l'intelligenza artificiale, e secondo me qua dobbiamo stare molto attenti. Mh. Invece se l'intelligenza artificiale può essere sicuramente utilizzata come un aiuto. Allora, consideriamo che nella cucina l'intelligenza artificiale non ha il gusto, non ha l'olfatto, quindi non può mai sostituirsi al palato, all'olfatto di una persona. Quindi già da questo, per questo diciamo, quello che ci proporrà l'intelligenza artificiale è qualcosa che ha copiato da qualcun altro, diciamo, ma non qualcosa che ha percepito direttamente. Certo. Quindi io sono ovviamente a favore di queste nuove tecnologie, come nel video simpatico, in tutte queste cose, però fortemente contrario nel fatto che bisogna saperle usare con molta, prenderle con le pinze principalmente, e quindi saper poi discernere da tutto quello che dice. Io mi occupo anche di scrittura di articoli, faccio parte del Touring Club italiano, quindi sono un recensore
per la Basilicata, Campania e Puglia, quindi per la guida ristoranti 2026 e 2027 e ti dico che vedo tanti colleghi, tante persone che scrivono articoli con l'intelligenza artificiale Voglia. e sono sgamabili al 100% perché poi il modo di scrivere, il modo diciamo in cui l'intelligenza artificiale ti dà questi risultati, basta essere un po' più esperti e insomma si sgama tutto. Si capisce perché c'è mancanza di emozione poi nelle parole che vuoi trasmettere, quindi automaticamente quando c'è troppa perfezione, chiaramente l'intelligenza artificiale sceglie la via più logica, più intelligente, quella impeccabile, quindi si vede che manca il tocco Io ti umano. devo fare una domanda, però qua io vedo che fanno delle domande i nostri amici, ma Sì, dobbiamo a breve li rispondere? rispondiamo. Ah, ok, perfetto, perché Sì. non riuscivo a Volevo capire. lanciare solo l'ultimo video così poi diamo Vai. spazio al nostro pubblico. Come no? Quanto è bella, sta Madonna è stata bella, vista sotto pietosa, chi Madonna mira. Partendo da qui, da Piazza Pasolini, facciamo il percorso saltando tutto e arrivando direttamente qui alla grotta. Ecco, qui c'è questo. Questo diceva prima Mattia che forse è la visione migliore, diciamo, da poter utilizzare anche come Sfondo. home iniziale, quindi del tubo. Ok. Quindi metterci. C'è anche il riferimento, vedete, alla pellicola di Pasolini qui. Guarda questo. Ah, guarda, sì, in effetti. Erode. Esattamente, questo è il Questo è il le film, scene le scene del film. Mandale un po', manda avanti, vediamo un attimo. Questo è proprio davanti alla grotta ed è, diciamo, una delle immagini che siamo riusciti a trovare. Ovviamente vorremmo vedere di trovarne altre anche di personaggi del paese che hanno preso parte alla rappresentazione. Però il progetto è fighissimo perché comunque hai la possibilità di arrivare ovunque. Sì. Quindi adesso Sì, è uno degli obiettivi che ci proponevamo con Daniele, cioè quello, sono tantissimi quelli che ormai sono fuori dal nostro paese, ormai siamo rimasti davvero in pochi. Sicuramente questi itinerari diventano momento di riflessione non solamente per il credente ma anche per chi non crede, per i valori che possano trasmettere. Sentiamo che c'è qualcosa di più grande. Forse la cosa bella è proprio questa, che ci lasciano anche le tradizioni, la cultura, il che proviene dal passato, questa capacità di saper raccogliere e custodire quei valori che man mano poi possono svanire, ma di cui le persone comunque sono in cerca. Anche per i nostri. E anche quella che diventa un'esperienza puramente, a volte solamente popolare, che non può essere difesa, però è la richiesta di una ricerca di spiritualità, di divino, ma anche di un recupero culturale. TG7 Basilicata, Barile celebra Pasolini, ci troviamo con Daniele Bracuto, presidente del Cineclub Barile. Daniele, è davvero Pasolini una personalità che non ha bisogno di presentazioni da un lato, ma ahimè una personalità letteraria, un cineasta, un saggista, un poeta che forse l'Italia della maggioranza ancora non conosce. Sì, Pasolini è una figura sicuramente controversa, una figura che purtroppo è stata anche abbastanza politicizzata, ma per noi è veramente un grande motivo di orgoglio, perché nel 1964 qui girò il Vangelo secondo Matteo, che secondo il clero, secondo diciamo, le massime autorità cristiane, è stato considerato come il film più cristiano di quelli che sono stati girati su Gesù Cristo. Quindi noi siamo veramente orgogliosi, un film che nasconde un messaggio molto più profondo, diciamo, di quello che può essere la ricostruzione della vita di Gesù Cristo. Qui sono state realizzate le scene più importanti, quindi la Natività, la strage degli innocenti e l'Annunciazione, quindi ovviamente motivo di orgoglio, e per questo il nostro Cineforum, che dirigo da 10 anni, si
intitola appunto Pierpaolo Pasolini, e ogni settimana qui cerca di promuovere il cinema di qualità. Facciamo parte del CINIT Cineclub italiano con sede a Venezia in via Manin, e veramente ci inorgoglisce questa cosa ogni giorno. Barile quindi è anche al centro davvero di una rete di iniziative cinematografiche. Pasolini, del resto, con il Vangelo secondo Matteo è un film ancora da studiare. Cosa si può proporre nelle scuole, anche se ci sono davvero immagini sicuramente anche dure, sicuramente non facilmente comprensibili, però un lavoro che sicuramente il CINIT, unito alla Proloco, unito alle istituzioni, può fare nelle scuole riguardo proprio questo film e comunque la poetica cinematografica di Pasolini. Certo, come giustamente lei ha detto, è un autore un po' particolare, quindi devono essere un po' cresciuti i ragazzi per poterglielo proporre. Però le assicuro che come Cineclub Pasolini e come CINIT nazionale organizziamo tante iniziative per le nuove generazioni, per i bambini, come la proiezione qui tutte le domeniche per i bambini, appunto, quindi facciamo film adatti a loro, cercando comunque di fare cinema di qualità e non cinepanettoni e tutte queste cose. Anche abbiamo visto stasera proprio la proiezione di un laboratorio, ecco, sicuramente un pubblico più adulto che entra proprio nella poetica cinematografica del cineasta. Le impressioni, le sensazioni della platea sono state molto forti. Ecco anche una sua riguardo al laboratorio. Allora, il laboratorio è qualcosa di, diciamo così, importante per la nostra comunità, perché ha messo proprio in discussione le persone che non fanno questo di lavoro, quindi ha cercato di prendere persone che, diciamo, fanno lavori totalmente diversi rispetto a quelli degli attori, eccetera eccetera, e quindi gli ha fatto fare un'esperienza immersiva proprio nel mondo pasoliniano. Devo dire, noi da sempre siamo consapevoli che l'arte, la cultura è quello che dobbiamo insegnare anche alle giovani generazioni, quindi da qui può nascere l'idea di istituire proprio in questo cineforum, in questo auditorium Pasolini, un laboratorio per bambini, insomma. Quindi un mattone in più, un tassello in più da aggiungere in questo grande percorso culturale. Grazie a Daniele Bracuto per la presenza e per averci concesso l'intervista. Grazie. Grazie a voi e grazie a TG7 Basilicata. Allora, ecco, da questo servizio di TG7 Basilicata abbiamo comunque conosciuto anche un altro aspetto della tua vita, quindi una passione per il teatro, per il cinema, come ci hai detto prima, Sì. che hai comunque ereditato da tuo padre. Assolutamente. E quindi tanto di cappello, voglio dire, la tua vita davvero è ricca di contenuto, e grazie per rappresentare, insomma, la nostra Basilicata in tutti questi aspetti e facendolo in modo eccellente. Grazie. E commentando un po' i video che abbiamo visto, perché magari i nostri ascoltatori, video ascoltatori non hanno capito bene. Allora, il primo è un pezzo di un documentario che è stato presentato al B-Fest, al Festival del Cinema di Bari, proprio a fine marzo. È un regista, un documentarista italiano, si chiama Gianfranco Pannone, che saluto, che ha creato questo film, Devozioni, sulla devozione in Basilicata, e quindi noi siamo entrati dentro con un nuovo progetto che stiamo portando avanti con mio fratello Angelo, che era la persona, diciamo, vicina a me, non si somiglia, con gli occhiali, che praticamente cerchiamo di creare la realtà virtuale di un posto, quindi la visita virtuale di un luogo tramite un'altra società che abbiamo creato, che si chiama Next Digital Twins, i gemelli digitali. Quindi stiamo portando avanti questo progetto per digitalizzare quanti più posti possibili. Come ad esempio abbiamo digitalizzato il castello di Melfi, il castello di Lago Pesole, quindi si può fare la visita virtuale da casa, seduti comodamente a casa, tramite questa visita virtuale, insomma. La seconda parte, appunto, fa parte di un'intervista per quanto riguarda il Cineclub Pasolini, di cui sono presidente, quindi mi sono staccato come presidente pro loco
e ho abbracciato appieno questa presidenza del Cineclub Pasolini, perché ormai da 15 anni, insieme ad altri amici, mio fratello Angelo, Angela Caselle, Erminia D'Angelo, Rosa Carnevale, Mattia Cammarelli ed altri amici, portiamo avanti da 15 anni questo Cineforum che ogni mercoledì porta una trentina di persone a vedere film d'autore all'interno dell'Auditorium Pasolini di Barile, che ci ha concesso l'amministrazione comunale. Quindi il sindaco Antonio Murano, veramente una persona lungimirante e di grande vedute, ci ha permesso di utilizzare questo contenitore per poter divulgare la cultura cinematografica, quindi il cinema di qualità. Credo che fate una cosa davvero bellissima, appunto, perché bisogna, come hai detto anche nell'intervista, avvicinare anche la nuova generazione, no? Quella che è quello che è il nostro patrimonio culturale anche cinematografico. Allora, Certo. Daniele, adesso è arrivato il nostro spazio da dedicare un po' a chi ci segue Come no. e quindi vorrei chiedere a Donato se dalla regia mi lancia qualche domanda da poter leggere così E da commentare. dare qualche risposta e È un commentario. piacere. Sì, allora il bed and breakfast è anche una parte della tua realtà, infatti qua viene citato da Officina Mediterranea. Sì. Non so se vuoi spendere due paroline anche su Come questo. no, assolutamente. Diciamo il Diciamo quadro. che da un paio d'anni abbiamo ricevuto in eredità una dimora storica qui nel paese, al centro del paese, da una mia zia, e quindi appunto abbiamo chiamato questo luogo Zia Sisina, come si chiamava lei. Ed è una dimora storica, quindi un palazzo antico del paese che abbiamo trasformato in bed and breakfast, diciamo. La cosa bella è che tu fai un'immersione proprio negli anni 50, perché la mobilia, diciamo tutto quello che c'è all'interno è proprio la ricostruzione di come abbiamo trovato l'appartamento, perché lei ci teneva molto, insomma, all'ordine, alla pulizia e quant'altro, e quindi è proprio come se tu entri e vivi in un palazzo degli anni 50, e quindi con tutto quello che ne consegue. Nonostante abbiamo fatto una serie di migliorie tecniche e di aggiustamenti, quindi abbiamo messo i condizionatori, televisioni al plasma, diciamo topper e materassi di qualità, proprio per dare il massimo dell'accoglienza ai nostri ospiti, insomma. A tal proposito abbiamo un video, quindi lo possiamo mostrare, Come così no, facciamo certo, vedere così fa vedere, bed and esatto. breakfast. Prego. Ma l'amore no, l'amore mio non può disperdersi nel vento con le rose, tanta forte che non cederà, non sfiorirà. Io lo veglierò, io lo difenderò da tutte quelle insidie velenose che vorrebbero strapparlo al cuore, povero amor. Forse te ne andrai, d'altre donne le carezze cercherai, ahimè, e se tornerai già sfiorita ogni bellezza troverai in me. Ma l'amore no, l'amore mio non può. Bellissimo, mi piace anche questo arredamento, no? Che riporta Sì. proprio al periodo Tutto originale, tutto originale. vintage, sì, bello. Voluto bene, originale. Poi diciamo che comunque io sono un viaggiatore, quindi ho cercato di mettere tutto quello che io voglio trovare in un posto quando viaggio, e quindi per questo ho cercato di renderlo al meglio, diciamo. Ok, allora partiamo adesso con la prima domanda. Quanto spazio dai alla tradizione e quanto alla creatività quando cucini? Bella domanda, complimenti al nostro Donato. Allora, innanzitutto si parte, secondo me, sempre dalla tradizione, cioè quindi da quello che magari facevano le nostre nonne, da quello che cucinano le nostre madri, eccetera, eccetera, anche se gli studi e quindi tutti questi corsi che noi facciamo come chef ci permettono di imparare tecniche nuove con il quale riproporre con creatività quello che facciamo. Ti faccio un esempio. Abbiamo vinto un concorso nel 2019, se non sbaglio,
riproponendo il tumazzi in una chiave innovativa. Vale a Ok. dire, abbiamo fatto una tagliatella impastata con le noci, dove invece del pomodoro c'era un distillato di pomodoro, e quindi puoi tranquillamente convertire in chiave gourmet tutto quello che in un certo senso può essere tradizionale. E quindi proprio da lì, dalla tradizione, sicuramente nasce l'innovazione tramite la tecnica. Ok. Poi, sì, vai. Allora, sì, vado un po' veloce così vediamo Ok. di rispondere un po' più, a più domande possibili, insomma, nel tempo. Ciao Gianluca, dice Daniele, oltre alla cucina e all'accoglienza, ti occupi anche di web design. Sì. Quanto è importante oggi saper unire creatività e digitale per valorizzare un territorio o un'attività? Tantissimo, infatti noi adesso viviamo di video, di immagini, soprattutto lo vediamo perché siamo connessi 24 ore al giorno, quindi sapersi presentare in un certo modo sia sul web sia sui social sicuramente ti porta ai risultati. Saverio Donofrio, dice Daniele, qual è il piatto che ti rappresenta di più e perché proprio quello? Allora, diciamo che il tumaz sarebbe scontato, quindi non lo metto perché ne abbiamo già parlato. Diversamente potrei parlarti di un altro piatto che mi rappresenta appieno e che può essere un piatto anni 80, voglio tornare indietro nel tempo, che sono le famose penne alla vodka. Chi le ha provate lo sa. Benissimo. Ci lascerai con questa curiosità, andremo tutti a cercare questa ricetta. Allora, Raffaele, un abbraccio da Cuneo. Quanto spazio dalla tradizione? Beh, quanto alla creatività quando cucini abbiamo già risposto alla Certo. precedente domanda di Donato. Sì. Ok, possiamo andare alla prossima domanda. Ciao Rosario, buonasera da Palermo. Una ricetta mista di due culture diverse. Ricordo che questa era in riferimento Sul al tumaz. tumaz, certo, Sì, sì. l'avevo vista Cultura italiana e cultura Arbresh. Elisabetta, ciao, pensi che una cucina tradizionale, povera ma che racchiude tanta creatività, non sia la soluzione migliore per la cucina di oggi rispetto a tanto gourmet che oggi si propone con tanta insistenza? Sono d'accordissimo con Elisabetta, anche allora sono un fan del gourmet, quindi parlo proprio da sfegatato fan della cucina gourmet, però non tutti la sanno fare, quindi dobbiamo lasciare la cucina gourmet a chi sa farla veramente e dobbiamo rivalutare la cucina tradizionale, perché non è possibile che io vado in un posto, in un luogo dove è tipica una ricetta, vado nel ristorante e non Non la sanno fare trovi. quella ricetta. Esatto, E sono questa è la d'accordo con te. cosa, secondo me, drammatica. Quindi nei nostri ristoranti, nelle nostre attività, dobbiamo proporre la cucina del territorio e quindi non andare in un ristorante e trovarsi la carbonara, la matriciana, no. Devi farmi i piatti della tradizione di quel posto. Anche perché spesso si visitano i posti e si vuole anche assaggiare i sapori di quei posti, Di quindi non quel si va posto. lì, cioè vai alle Bravo. volte vai anche proprio per quello, perché vuoi proprio Certo. un coinvolgimento sensoriale. Assolutamente. Giacomo, ciao, buonasera. Preferisci la cucina semplice, quella che parla diretta al cuore o i piatti più elaborati? È come se già ti ho risposto, Sì. Giacomo. Sicuramente la cucina semplice. Cucinare anche un semplice purea di fave e cicoria per me è poesia. Non c'è bisogno di andare a fare cristallizzazioni, di andare a fare cucina molecolare, eccetera, eccetera. Basta un piatto della nostra tradizione fatto come si deve e ti scende la lacrimuccia. Sì, tra l'altro hai toccato uno dei miei piatti preferiti. Anche mia. Sì, okay. Allora Quando vuoi Veronica te lo cucino. guarda mi farebbe immensamente piacere, perché no. Veronica, secondo te oggi la gente cerca più gusto autentico o effetto wow nei piatti? Purtroppo, allora, devo dirti questo, da un punto di vista di cultura gastronomica si è elevato, cioè nel senso che prima la gente non faceva tanto attenzione all'impiattamento, non faceva tanto attenzione a come viene servito il piatto, a come viene presentato, mentre adesso anche tutti i programmi di cucina, Masterchef, eccetera, eccetera, ci hanno un po' alzato questo livello da parte dell'utente finale. Però, diciamo, è sempre un discorso di equilibri, quindi devono andare sullo stesso piano, quindi impiattamento e gusto, se no non funziona.
come tutto nella vita, perché alle volte gli Assolutamente, involucri saranno anche bellissimi, ma se non ci sta la sostanza e il contenuto facciamo ben poco. Possiamo esattamente. poi puntare solo alle storie su Instagram, però lo stomaco richiede altro. Brava, brava, assolutamente. Tiziana, ti è mai capitato un errore in cucina diventato poi una scoperta felice? Un po' come Ma la caprese, diciamo, mi viene da pensare, sì, no? sì, sì, La torta caprese. assolutamente. Diciamo che il cono basileccato è nato da tanti errori, perché volevamo cercare di fare il cono proprio come quello che trovi in pasticceria, e quindi l'abbiamo fatto dolce e ci siamo resi conto che dolce andava troppo in contrasto con quello che poi era la ricetta finale, e quindi da questo errore abbiamo creato questa cialda salata, leggermente salata, che sta benissimo con tutto il resto. Quindi Sì, confermo. assolutamente da tutti gli errori in cucina si impara, Certo. assolutamente, sperimentazione. Allora, Stefano, ciao da Avellino. Ritorniamo alla grafica, ecco, perché comunque Sì. vedo che prevale la cucina nella nostra puntata, c'è poco da Ma fare. È immagino. inevitabile, credo. Allora, secondo te oggi un sito fatto bene può davvero fare la differenza nel raccontare e far crescere un'attività o un territorio? Abbiamo già risposto prima, assolutamente sì, perché ormai tutto è immagine, tutto è social, tutto è reel, e quindi in un certo senso dei reel fatti bene, delle immagini fatte bene, un sito fatto come si deve è un biglietto da visita importantissimo che ci apre le porte in tutto il mondo. Ok, allora io leggerei l'ultima domanda, non perché le altre non siano interessanti, ma per una questione Assolutamente. anche di tempi. Di Poi tempo. magari tu, se avrai modo, potrai commentare, Sì, ci tanto le vuole, puntate, come può sai. tranquillamente contattarmi e rispondo privatamente. Certo, poi ci sono anche le domande sotto la puntata che troverai su Facebook e su YouTube, Ah, quindi se avrai un po' bene, di tempo potrai anche risponderle volentieri. appena ti Va è bene, possibile. va Allora, bene. questa poi la trovo interessante. Come proporresti i tuoi piatti e la cultura lucana agli emigrati, in particolare agli italo-americani? Qua mi inviti a nozze, perché sarebbe veramente il mio sogno quello di andare in una nazione tipo l'America e proporre i piatti della nostra tradizione. Io li farei esattamente come quelli che faceva la nonna, cioè proprio uguali, perché secondo me lì si attua. Non so se hai visto il film della Disney, quello del topo, Sì, no? Che faceva Ratatouille. lo chef, Ratatouille, dove praticamente gli porta questa ratatouille, un piatto abbastanza semplice della tradizione francese, e al gastronomo gli si apre la mente e ritorna a quando era bambino. Quindi quello è quello che vorrei Sì. fare, insomma. Infatti, un piccolo, giusto un inciso, no? Ci sono stati dei miei parenti americani che sono venuti a voler conoscere la loro famiglia di origine e davanti Certo, all'acqua sala fatta da mia nonna, piatto tipico, loro si sono scialati, cioè quei ci credo. sapori semplici ma che in Bravo. realtà Non risvegliano, c'è perché lui ha bisogno di ricordato. andare lontano, Giovanni. Esatto, è così. Allora, vorrei Basta un che. uovo fritto con un po' di tartufo sopra. Basta, ho detto tutto. Infatti, e già si delizia il palato, solo a pensarci. Allora vorrei che tu ci lasciassi con una tua perla, nel senso che cosa consiglieresti a chi come te innanzitutto si trova a dover fare una scelta nella vita su da che parte stare e come cercare di far coesistere le proprie passioni valorizzando il territorio. Allora, il consiglio che mi viene da dare a tutti i giovani è quello di seguire i propri sogni, cioè nel senso andare proprio a ricercare quello per cui da bambini si sognava di fare, perché non si sbaglia mai, secondo me. E nonostante le avversità, nonostante tutte le difficoltà, eccetera, eccetera, si riesce a risolvere tutto se uno va alla ricerca di quello che gli piace fare nella vita. Io ho la fortuna di fare uno e più lavori che mi piacciono, e quindi non mi pesa fare il mio lavoro. Per me è una quotidianità, è una routine molto bella, perché faccio quello che mi piace fare, insomma. Non potrei mai fare il contabile o il ragioniere, per farti capire. Non lo dire a me. Hai beccato giusto un tasto dolente, però è così, è vero. Quando secondo me una persona riesce a trovare la propria strada e riesce a sudare per poter portarla, insomma, ad essere quella che poi è
la sua missione nella vita, non lavorerà, come diceva insomma quella frase, non lavorerà nemmeno un giorno. Allora Brava. io ti ringrazio Daniele per averci Grazie portato Giovanna, nel tuo grazie a te, mondo. grazie a Come fanno i Donato. nostri amici a seguirti? Ti troveranno immagino sui social. Su tutti i social, quindi Daniele Bracuto, Instagram, Facebook, LinkedIn, quello che vogliono, insomma, quindi Così tranquillamente. seguiamo le tue evoluzioni sia culinarie e non. Grazie. Allora, grazie a tutti gli amici che ci hanno seguito, grazie per averci scritto tanto, quindi vuol dire che è stata una puntata davvero interessante, ma non c'erano dubbi in merito. Grazie. Ringrazio Donato dalla regia, sempre molto attento ad ogni dettaglio e particolare. Io Grazie vi mando un Donato. forte bacio e ci vediamo alla prossima con Officina Mediterranea. Buonasera. Ciao, grazie.